esattamente 40.000 tamponi, 40.809. Nello specifico, nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 59.955 tamponi. 59.955 tamponi rapidi più molecolari. Però pensate, 40.000 di rapidi. Isolamento. 44.437 persone. Sono uscite 1.250 persone dall'isolamento. Numero dei positivi 134.056 più 3.980. Ragazzi, qui crescono i positivi perché facciamo una strage di tamponi. Se avessimo fatto 80.000, scusatemi, quanti erano? 60.000, avessimo fatto 120.000 tamponi, cioè il doppio, avremmo avuto sicuramente quasi 8.000 positivi. Quindi questo è un dato, a noi interessa l'incidenza sui tamponi. Ricoverati 2.579 più 50. Terapie intensive 323 meno 1. Totale dei morti 3.501 più 72. Poi abbiamo 6.706 dimessi, 120 usciti anche ieri. Guardate, voi vedete che i dati, anche se poco, un pochettino al giorno, ma continuano a crescere. È indubbio che stiamo gestendo una fase di infezione di fatto senza grosse limitazioni. Perché se ci pensate, la nostra vita non ha subito degli stravolgimenti. Ce n'è uno forse che è quello che colpisce alcuni, che è quello del coprifuoco delle ore 22, ma che di fatto poi non è che è andato a stravolgere le nostre vite, e l'altro sicuramente è quello di alcune attività che sono state fortemente limitate, come i bar e i ristoranti che chiudono alle 6 di sera. Ma dire che la nostra vita di cittadini rispetto al distanziamento sociale sia cambiata, decisamente no. Perché vi dico questo? Perché è innegabile che questi dati ci dicono comunque che la diffusione del contagio c'è, perché non c'è attenzione, molto spesso, senza generalizzare, al tema del distanziamento sociale, al tema degli assembramenti. Anche ieri notizie del Black Friday, che abbiamo capito che è il venerdì nero, ma dura 15 giorni, e di mega assembramenti per andare a comprare un televisore, per andare a comprare un iPad o altri strumenti elettronici. Cioè, non so, voi capite che noi non è che possiamo fare gestioni della comunità ad ordinanze e a restrizioni. C'è un punto oltre il quale non si può andare e mi rifiuto di andare. Cioè, invochiamo tutti la libertà personale, penso che sia un valore insindacabile e inviolabile. Invochiamo tutti il senso di responsabilità, invochiamo tutti il fatto che non ci deve essere un grande fratello, ma se poi le notizie sono quelle che ci giungono sempre di assembramenti, e in particolar modo io vedo i dati non ci dicono nulla di novità, i dati ci dicono che fondamentalmente pian piano si continua a crescere. Ogni tanto c'è una timida discesa dei contagi, piuttosto diciamo della percentuale dei contagiati sul tampone, dei ricoveri, ma in sostanza comunque noi abbiamo quasi 3.000 persone in ospedale. Vi ricordo che la punta massima di persone in ospedale nella prima infezione era di 2.400. Vedo molte persone preoccupate dei servizi ospedalieri, giustamente no, perché comunque per gestire 3.000 persone, che sono 6 grandi ospedali,
È come se avessimo deciso di chiudere 6 grandi ospedali e dire, beh, boh, facciamo senza 6 grandi ospedali. Capite che è un peso enorme. Ci sono limitazioni. Capisco anche le amministrazioni comunali che dicono ma non bisogna chiudere, ma non bisogna fare, però noi non abbiamo alternative. I sindaci sono in prima linea, però anche loro debbono capire che qui stiamo esercitando un piano di sanità pubblica che non ci dà alternative. Non abbiamo lesinato sui posti letto. Vorrei ricordare, lo dico magari adesso vedo che non escono più, però è bene ricordarlo, che i posti letto che hanno le regioni italiane sono sanciti per legge. Si chiama decreto ministeriale 70, che stabilisce, andate a leggerlo, il numero di posti letto per abitante. Quindi non è quando avete tagliato posti letto, non abbiamo tagliato niente perché è proibito per legge, fra l'altro, tagliarli. Piuttosto potremmo dire che probabilmente, alla luce di quello che è accaduto, il DM 70 è da rivedere, perché i posti letto probabilmente devono avere altri numeri, e soprattutto va rivista tutta la programmazione della formazione. Perché? Perché manca personale. Ieri abbiamo fatto, come stamattina, la videoconferenza, ne viene fuori che ci sono questi 5.000 infermieri. Allora, chi va a una sintesi estrema senza approfondire dice, ma come? Zai ha sempre detto che mancano infermieri, arrivano 5.000. Sì, c'è un problema, che vengono da altre strutture e quindi è una coperta corta, no? Come dicevo ieri, copriamo il piede e si scopre la spalla. Scopri il piede e si copre la spalla. Cioè, capito? Non funziona così. Perché se qualcuno vuole mettersi il cuore in pace pensando che gli infermieri ci sono perché c'è il concorso, si sappia che si rischia di svuotare tutte le case di riposo. Questi sono gli infermieri. E per questo vi informo che i direttori generali stanno scrivendo in questo momento, in virtù di un bel accordo che ha portato avanti l'assessore Lanzarin, che si dà la possibilità a tutti gli operatori e gli infermieri di poter extra orario di lavoro prestare opera presso le case di riposo. 38 euro sono? 35 euro all'ora. E quindi io veramente faccio appello col cuore in mano a tutti coloro che mi stanno ascoltando, che sono nostro personale infermieristico della regione, che conoscono il personale infermieristico della regione, che frequentano personale infermieri della regione, che vivono con infermieri della regione, di dire guardate c'è questa possibilità, fate in modo di fare un'ora. Guarda, è remunerata ma è volontariato, perché le case di riposo sono in estrema sofferenza. Mentre si parla di Natale faremo il veglione, Natale faremo i regali, in casa di riposo abbiamo anziani isolati che non vedono più i parenti da mesi. E non è una scelta che è stata fatta per farli soffrire di più. Il problema dell'infezione è un problema reale. Ovviamente se avessimo più personale sul mercato, questi sarebbero problemi che si affronterebbero in altra maniera. Quindi c'è questa nuova nota che verrà inviata da tutti i direttori generali già in queste ore, ed è un appello che si fa a tutto il personale infermieristico che si voglia mettere a disposizione, che magari dice guarda, io ho il sabato mattina libero, potrei andare a farmi 3-4 ore in una casa di riposo, piuttosto che la sera finisco alle 6, prima di andare a casa mi faccio un paio d'ore di giro su una casa di riposo. È sufficiente che prendano contatti con le case di riposo e poi la soluzione la si trova. Vi abbiamo anche detto ieri, oggi abbiamo anche l'incontro, la sera l'incontro con i sindaci della Valle del Lagno e di Recoaro, di Valdagno, Recoaro, insomma quei sindaci, e assieme al direttore generale Pavesi per parlare di quella situazione che dà degli indicatori, una situazione che al momento non prevede misure, diciamo, di chiusure o altro, però è giusto che oggi ci sia un incontro e di confronto. Invece per Auronzo informo che è stato predisposto uno screening alla popolazione. Il target è 41-75 anni, quindi chi ha dai 41 anni ai 75 e vive e risiede a domicilio a Auronzo, domenica mattina dalle 9 all'1 presso località Tagliarezze,
si rechi, basta la carta d'identità, insomma, per verificare che sia in questa fascia d'età, e verrà fatto il tampone. Un'ultima informazione che vi voglio dare: oggi avevamo detto che parlavamo di un paio di aspetti. Beh, vi abbiamo fatto fare una scheda che poi vi consegniamo rispetto a... Vi ricordate la famosa storia degli isolamenti? No? Partiamo da 73.000, poi isoliamo, che non torna mai il conto, qualcuno dice non torna il conto, è vero che non torna il conto, io evito di stare qua a spiegarvelo, c'è un prospetto molto chiaro. In poche parole, abbiamo 4.000, alla fine vi abbiamo messo, abbiamo 4.000 persone in attesa di presa in carico, tra quelli in ritardo di presa in carico e i 3.000 quotidiani che c'entrano tutti i giorni. E poi ha spiegato tutto il calcolo partendo dai 73.000 positivi, con gli isolamenti e con tutto, ha spiegato tutto il conto. Ve lo consegniamo dopo, era stato richiesto dal tuo collega Filippo, da Salmaso. So che lui l'aveva chiesto. Sostanzialmente il conto non tornava sul bollettino quotidiano. I positivi non equivalevano agli isolati più i ricoverati, perché mancavano 32.000 persone. Invece, dando in mano alla informatica, c'è tutta la spiegazione perché non tornavano. Quindi ma è proprio un calcolo matematico con le spiegazioni a fianco. Terapie intensive. Vi avevamo detto che oggi vi davamo... Era oggi? Oggi le terapie intensive. Noi siamo partiti da 494 postazioni. Cioè, il 21 febbraio noi avevamo 494 postazioni di terapia intensiva. Dopodiché c'è stata una nostra DGR, una delibera di giunta regionale, che le ha portate a 840 posti. Sì, 825 prima. Sì, scusate, 825 posti. Dopodiché sono intervenuti altri provvedimenti, siamo arrivati a 8,77 ed infine poi quindi con decreti, sostanzialmente con 2 DL, anzi con un DL che fissava 2 parametri, il DL 34 del 2020, che poi vi diamo comunque anche questo schema. Alla fine a voi cosa interessa sapere? Interessa sapere che il numero target fissato per legge per il Veneto è 877. Noi, siccome poi abbiamo voluto essere più sicuri, li abbiamo portati a 1.000. E siccome 176 sono quelle che creiamo nelle terapie intensive, nei blocchi operatori, no, 111 nei blocchi operatori, 176 sono nelle subintensive, e siccome 111 sono nei blocchi operatori dei Covid Hospital, la risposta viene subito. Se 8,77 è il numero che devo garantire, io arrivo a 1.000, contando anche le 111 di blocchi operatori di Covid Hospital, è affar mio se vado a occupare temporaneamente e creare temporaneamente quelle terapie intensive, perché qualcuno diceva la regione parla di terapie intensive che non ha, ma ce le abbiamo in più noi quelle, cioè non sono nel conto di legge, cioè noi per la legge ne abbiamo esattamente, dalle 8,77 ne abbiamo esattamente 23, 123 di più rispetto alla legge, alla previsione. Anche questo è uno specchietto chiarissimo che vediamo, avete tutto il conto. Questo per chiarire che non abbiamo terapie intensive fantasma, ce le abbiamo in carne ed ossa. Ultima informazione che penso sia utile dare: oggi in giunta abbiamo nominato il nuovo segretario generale della programmazione, che detta in soldoni il direttore generale della regione, che è il dottor Maurizio Gasparin, è nuovo direttore generale della regione, e al quale ovviamente la giunta oggi l'abbiamo anche convocato in giunta, abbiamo augurato buon lavoro, e da oggi ufficialmente è il nuovo direttore generale. Dopo l'assessore Lanzarin vi darà i dati sulle vaccinazioni. Vi ricordate che
era stata fatta una richiesta rispetto alle modalità delle classi target, come verranno, insomma, vi darà tutto quello che riguarda questa prima fase del vaccino Covid. Se avete domande poi io vi lascio l'assessore Ranzarini e l'assessore Bottacinga è sempre qua a disposizione. Tosato, Pederiva, per ora. Giacomo Muzzo che ha alzato 3 volte la Giacomo mano. Muzzo. Quando io giro gli occhi. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Mi pare che in queste ore si sta parlando molto di due aperture, di due molto diverse. Una è la riapertura possibile della scuola dopo le vacanze e un'altra è quella della stagione sciistica. Allora, ci sono senz'altro delle esigenze legittime, no? Ad esempio, se ne è parlato, la montagna, l'economia, il lavoro, assicurare il reddito a una comunità che vive di questo. Molti però dicono molti affermano, parlo proprio di persone che magari hanno avuto parenti malati o temono la malattia, che insomma non si capisce francamente la prospettiva di autorizzare una stagione sciistica con tutto quello che comporterebbe in termini di rischio e mantenere chiusa la scuola. Cioè, lo vedono come un segnale non ottimale da un punto di vista civico, privilegiare lo svago rispetto all'impegno alla didattica, detto che c'è in ballo il lavoro, l'economia, il reddito, quello che sappiamo. Dai segnali che lei ha ricevuto dal governo, questa è la domanda, per quanto riguarda la stagione della neve, che cos'è ipotizzabile? E lei in particolare riterrebbe accettabile una chiusura, cioè una non apertura della stagione accompagnata da garanzie di ristoro? Ma guardate, io intanto vi dico che non abbiamo nessuna notizia ufficiale. Quindi voi siete i nostri informatori, cioè noi abbiamo le notizie tramite la stampa. Tanto è vero che ieri ho chiesto la convocazione e oggi c'è la convocazione, mi informo che oggi alle ore 16 ci sarà la convocazione del tavolo dei presidenti con il ministro Speranza e il ministro Boccia. Quindi cercheremo di capire oggi cosa diranno. Presupposti sono sempre gli stessi, la salute viene prima di tutto. Primo punto, inderogabile. 2. Se si chiude bisogna ristorare. 3. Se si chiude e si ristora, bisogna evitare che gli altri aprano. Ci vuole un trattamento perequativo nell'arco alpino, perché sennò diventa veramente fare la figura dei pirla di fronte al mondo intero. Cioè, capite che è difficile spiegare a uno sciatore che va a sciare a Paramollo, parlo di una regione che non è neanche nostra, cioè, faccio l'esempio perché è una regione che ha proprio delle piste confinanti con l'Austria e quindi con la Carinzia, piuttosto che altre realtà, insomma, cioè, voi capite che chiudere le Dolomiti, chiudere il circuito più grande al mondo che si chiama Dolomiti Super Ski e pensare che in Austria si va a sciare, in Slovenia si andrà a sciare, che in Svizzera si andrà a sciare, capite che diventa veramente difficoltoso. Diventa difficoltoso e anche imbarazzante. Leggo le dichiarazioni di Kurz che dice io chiudo solo se mi danno i soldi per i nostri operatori. Dopodiché, guardate, in Austria danno fino all'80% del fatturato perso. Cioè in Austria dicono, boh, stai chiudendo nel mese di novembre 2020, andiamo a vedere il tuo fatturato nel mese di novembre 2019 e ti diamo l'80%. In Germania fanno la stessa cosa, con percentuali diverse. Penso che in Italia molti operatori avrebbero anche accettato percentuali inferiori, magari, no? Sarebbero arrivati a 70, 65, 60%, perché poi ci sono dei costi variabili che tu non hai più nel momento in cui non apri. Non voglio dire che sarebbe stata una festa. Si è invece fatta sta scelta della... Pensate solo al tema del bonus, non è che ha cambiato la vita ai 600 euro. E quindi si sono fatte delle scelte a 360 gradi che però oggi ci portano più in difficoltà ad affrontare i temi di restrizioni perché nessuno ci crede più ai ristori. Cioè voi avete scritto tanto in queste settimane, in questi mesi, provate a fare un dossier ristori, ma
Cioè, l'ultimo DPCM che prevedeva i ristori, cioè a che livello sono arrivati, quanti ne sono arrivati, perché vabbè, io non vedo più gli operatori in piazza, probabilmente sono arrivati, però non si è ben capito, perché è giusto saperlo, se sono arrivati e hanno saputo, come si può dire, ristorare, è altrettanto vero che va riconosciuto questo merito. E onestamente io ad oggi non ho notizie di gente che va in piazza. Però è pur vero che quando incrocio imprenditori, tutti si lamentano di non aver ricevuto risorse. Quindi anche questa è una chiarezza da fare. Quanto alla scuola, per carità, se utilizziamo il tema della proprietà transitiva, se chiudo la scuola, chiudo le piste, ma se chiudo la scuola, chiudo anche tutte le attività di diletto e tutto quello che non è indispensabile. È pur vero che sì, c'è una catena di ragionamenti. Sulla scuola io penso che sia rischioso aprire per chiudere subito dopo, perché se si apre il 9 di dicembre chiudiamo il 23, il 22, quindi non è che si faccia sta gran volata, sono 10 giorni, quanti sono? 12-13 giorni di scuola, se ci togliete anche i sabati e le domeniche, forse anche di meno. Non so, vale la pena rischiare per fare un flash prenatalizio per poi richiudere. Concentriamoci in un'apertura più solida alla volta del dopo Epifania, se possibile, perché tutto dipende dall'infezione. Ma adesso penso che sia più che altro, stia diventando, io sono per la scuola in presenza, che sia chiaro. Cioè, è quasi una contraddizione non parlare di scuola e parlare di scuola non in presenza, perché comunque è un tema anche di umanità, no? Di relazioni tra il docente e gli studenti. Però io penso e spero che non diventi un totem questa storia della scuola, perché se la discussione si trasforma semplicemente in una discussione di puntiglio politico, vuol dire che non facciamo il bene della scuola e soprattutto della salute dei ragazzi e delle loro famiglie. Guardate, l'esperienza internazionale insegna che comunque le scuole sono state sempre centrali durante questa infezione. Pederiva, Giacomuzzo, Zambò. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Intanto un chiarimento sulla questione del lavoro degli infermieri nelle case di riposo. Anche gli OS, anche gli operatori sociosanitari hanno questa possibilità? Sono tutti sì dentro. Ok. Sì. A Carenze ricordavo una quantificazione dell'assessore Lanzarin sugli infermieri, si diceva tra ospedali e territorio ne mancano circa 2525, vado a memoria. Sugli OS c'è una stima analoga? Perché ci arrivano segnalazioni di OS che non riescono appunto a entrare, insomma il solito discorso, per quello volevamo capire. Cioè, se non riescono a entrare c'è da capire, sarebbe, se voi riuscite a darci un caso, perché anche l'altro giorno c'era un caso segnalato da un quotidiano e poi siamo andati a vedere, non c'è la qualifica. E siccome siamo io l'avrei assunta subito, ma siccome siamo in Italia, è come commettere un omicidio, assumere uno che non ha la qualifica. Prego. No, sugli OS c'è una questione un po' più a fondo, nel senso noi abbiamo visto che la programmazione è recente, noi abbiamo molti corsi che partono e non hanno le persone che si iscrivono, nonostante noi, se vi ricordate, abbiamo messo 3 milioni l'anno scorso per dare un bonus a chi partecipa e 2 milioni sono previsti anche per quest'anno. Cioè non è un lavoro appetibile, anche se sapete che l'occupazione al femminile è al 98%, quindi probabilmente bisognerà rilanciarlo anche da un punto di vista proprio come un lavoro insomma importante di assistenza. Su questo è un'altra partita. Poi volevo chiedere, Presidente, rispetto al piano a gradini di cui si parlava ieri per gli ospedali ora in allerta rossa. Non possiamo anticiparvi, ma non perché ci sia un segreto, perché ci stiamo ancora lavorando. Oggettivamente è già abbozzato. C'è la quinta fase, dal 2.500 posti letto ai 6.000 avrà, diciamo, dei termini, diciamo, operativi per l'occupazione di questi posti letto, perché capite che se arriviamo a 6.000 posti letto, cioè vuol dire che è quello che non riusciamo ancora a far comprendere a tutti i cittadini, che la vera sfida qui non è la cura, è l'occupazione dei letti che porta alla cura, e che sono letti sottratti alla cura ordinaria. Quindi quando uno dice sì, ma tanto del Covid non si muore, cioè questa è la frase che imperversa. Premesso che di Covid si muore, 3.500 persone hanno perso la vita in Veneto, ma è pur vero
che comunque quantomeno se non muori hai bisogno di un ospedale e quindi rischi di mandare in tilt e in difficoltà chi ha altre patologie. Comunque la filosofia resta quella che era citata nel piano emergenza autunno, e cioè sospensione dell'attività d'urgenza anche negli ospedali hub. Scusate, sospensione dell'attività ordinaria anche negli ospedali hub e viene preservata solo l'attività d'urgenza. Era citato quello nel famoso Ovvio che ci semaforo. sarà una stretta progressiva, perché capite ragazzi che se arrivano 6-7 mila ricoverati vuol dire che stiamo andando verso la devastazione totale. Cioè, se tu hai 6.000 ricoverati vuol dire che hai non so, ne abbiamo già 70.000 di positivi, ne avremo 300-400.000 positivi, avremo il sistema sanitario in tilt. Non dobbiamo arrivare lì, però se i cittadini non si mettono d'impegno, il rischio di continua, lenta salita c'è. Se Pedriva chiuso, passerei a Giacomuzzo, Zambon e poi Colombo di TV6. Presidente, buongiorno. Ciao. Che sia il 9 di dicembre, che sia dopo l'Epifania, le scuole per gli istituti superiori potrebbe ritornare in presenza. Dal punto di vista dell'organizzazione del trasporto scolastico, come si sta lavorando? E poi lei potrebbe come regione e ancora di più come commissario all'emergenza imporre alle scuole ingressi diversificati proprio per riuscire, che ne so, alle 7:30 un gruppo di scuole superiori entrano alle 7:30, per cui i bus hanno tutto il tempo di fare il giro e l'altra addirittura mezz'ora dopo. Comunque Ma sì, questa è una possibilità, non è escluso. Ovviamente noi tutte le scelte che facciamo le facciamo in linea con l'ufficio scolastico regionale, con la dottoressa Palumbo, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione. Però capite, in questa fase noi abbiamo l'assessore De Berti che si sta ovviamente attrezzando per cercare di far quadrare il sistema, ma noi l'avevamo detto fin dal primo giorno che uno dei limiti era quello del trasporto. Però vorrei ricordare che non può passare l'idea che la scuola sia chiusa per colpa dei trasporti. La scuola ha un suo rischio, diciamo, peculiare nelle infezioni dimostrato in tutti i paesi. Perché? Perché è inevitabile che si anda avanti nella quasi totalità dei casi a soggetti asintomatici con alta carica virale che non avranno mai sintomatologia e che diventano dei super diffusori perché magari portano a casa l'infezione, la trasmettono al collega di scuola che la porta a casa al papà, alla mamma, al nonno, alla nonna, insomma, e poi troviamo i sintomatici. Tant'è vero che nelle infezioni che troviamo nelle scuole, la stragrande maggioranza delle infezioni che abbiamo sono primarie. Cioè vuol dire che in un'aula troviamo il positivo, lo troviamo magari perché a casa c'è il sintomatico, quindi facendo i tamponi si sa che quel ragazzo è positivo, ma non abbiamo l'infezione secondaria. Cioè vuol dire che le infezioni vengono da fuori. Questo da un punto di vista epidemiologico non è irrilevante, perché è inevitabile, c'è vita sociale, c'è la possibilità di andare nelle strutture di vendita, nelle piazze, ai bar, e se porti male la mascherina non la porti, il problema è l'infezione è garantita. Poi una domanda per la Lazzarini, lei lo chiedo dopo. Allora, per la Lazzarin chiediamo dopo, Zambon. Sì. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Io vorrei tornare invece un attimo sul tema degli impianti sciistici. Lei ha detto servirebbe un atto perequativo per tutto l'arco alpino, però poche ore fa c'è stato un intervento da parte dell'Europa che dice no, non ha senso imporre aperture o chiusure per tutti perché sono situazioni diversificate. Sempre oggi dall'Austria e dalla Svizzera ci sono appelli agli sciatori italiani, venite da noi, quindi di fatto è un dumping. Ma è un classico. È un po' classico, come i guardate. corridoi per la Croazia quest'estate, mi viene da dire, no? Ma guardate, noi abbiamo fatto le linee guida approvate all'unanimità dai presidenti di regione, che sono linee guida fatte non dalla politica, state fatte dai servizi di prevenzione. Abbiamo già detto che lo sci ha 2 punti nevralgici: l'ammassamento nell'impianto di risalita e la cabinovia o l'ovovia, cioè spazio angusto dove 3 o 4, 5, 10 sciatori devono comunque entrarci. Cioè, questi sono i temi.
Cioè, che differenza c'è tra un ammassamento all'ingresso in un punto vendita, in un centro commerciale o che abbiamo visto già nelle immagini molto spesso? Nessuna. Ma entrambi, se si verificassero, vuol dire che non rispettano le regole. Quindi le linee guida affrontano questi problemi, li affrontano anche in maniera radicale. Dopodiché vorremmo capire dal Comitato Tecnico Scientifico quale sarà l'opinione, ma pensare di chiudere e vedere che tutti gli altri tengono aperto, cioè non voglio neanche pensare che idea si fanno in giro per l'Europa di noi. Che poi lo sport in sé è salutare perché all'aria aperta, in un ambiente assettico, perché cioè, sapete che anche per togliere gli allergeni le prove si fanno pure in mare aperto o sulla neve. Cioè, quindi è diciamo, l'ambiente ideale per non diffondere il contagio. Ovviamente bisogna evitare l'assembramento, non è che uno va a rifugio, sta là e fa calca. No. Però guardate, è una partita complicata quella dello sci. Vorrei far capire a quelli che non sciano e che dicono ma sarà il mio problema dello sci, perché poi c'è anche molta popolazione, cioè vede tutte queste cose senza pensare alla ricaduta. Cioè, la chiusura dello sci è la fine della montagna, perché comunque c'è un impatto non solo economico ma sociale che è devastante. Se lì non è, pensate, tutti coloro che lavorano gli stagionali, non è che sono dei milionari che vanno a fare gli stagionali, cioè il loro reddito viene fuori dalla stagione per vivere un anno intero. Se non ce l'avranno dovranno emigrare, dovranno andare via, in una montagna che si spopola già, quella bellunese, di 1000 persone all'anno. Allora direi adesso Colombo e Fois. Salve Presidente. Ciao. L'ordinanza regionale è in vigore da poche ore e già arrivano segnalazioni da Padova, ad esempio, di baristi soprattutto, ma anche ristoratori che non riescono a far rispettare le regole basilari, tipo indossare la mascherina nel loro locale, e dicono, nonostante ripetiamo di indossare la mascherina, tenere le distanze, eccetera, ci sono dei clienti che non lo fanno. E chiaramente c'è molto disappunto perché la multa poi o la chiusura addirittura arriva direttamente all'esercente e chiedono che cosa possiamo fare se un cliente non solo si rifiuta di indossare la mascherina, di tenere un comportamento corretto, ma addirittura non vuole uscire dal locale. Perché chiaramente in questo Ma guarda, allora ti dico, innanzitutto per i ristoratori sostanzialmente non è cambiato nulla perché abbiamo nell'ordinanza ripreso, ricordato le linee guida che ci sono. Ma al di là di questo, è stato chiarito dall'avvocato Botteon che è venuto qua che non c'è una responsabilità soggettiva del gestore. Questo è stato chiarito. Cioè non è che uno è responsabile perché... Cioè, se hanno poi un alterco, una discussione o vogliono far allontanare una persona, l'unica roba è la forza pubblica. Però capite che siamo arrivati a un livello nel quale i nostri poveri esercenti si ritrovano a dover fare educazione civica e anche lezione di buona educazione a volte, perché noi abbiamo racconti di operatori che sono angosciati dalla maleducazione di pochi, casi isolati, ma che comunque ci sono in giro. E la vena negazionista aiuta a questo. Quindi il consiglio di chiamare le Beh, forze sì, dell'ordine. se c'è diciamo, se c'è un irriducibile, l'unica roba è chiamare la forza pubblica e la polizia municipale o la forza pubblica in generale, carabinieri, polizia, che avrebbero di meglio di cui occuparsi e anche che ci interesserebbe di più che si occupassero di altre robe, ma se serve, insomma, di certo non è che possono avere alterchi alzando le mani i gestori con gli avventori, ma l'appello bisogna farlo ai cittadini, di far capire che se vai al bar devi consumare e poi dopodiché ti rimetti la mascherina e ti fai tutte le tue chiacchierate con gli amici, con le amiche, con quello che è, insomma. Grazie. No, grazie a te. Buongiorno Presidente. Ciao. Volevo chiederle quali sono le ultime novità sull'organizzazione da parte della Regione della distribuzione del vaccino. Ne avevamo parlato la settimana scorsa. Lo con dice la dopo dottoressa l'assessore. Rossi. Ah, Sì, perfetto. sì. Allora. Okay, Assessore grazie. Lanzarini, lascio la parola a lei.
E noi stiamo lavorando ancora all'ordinanza, cerchiamo di vedere i dati anche delle prossime ore, e voi sapete che domani avremo il solito verdetto, sembra quasi Grande Fratello, no? C'è il giorno della nomination, abbiamo le nomination e poi avremo l'uscita. E beh, ormai si mutua tutto nella comunicazione, e quindi il venerdì è il giorno dell'uscita di qualcuno. Noi abbiamo dati assolutamente solidi, sia con l'R con T. Non ve lo dico perché lo trovo un fatto di irrispettoso nei confronti del Comitato Tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità e di Ci Valuta, quindi non voglio forzare la mano dicendo qua i nostri dati. Abbiamo sicuramente la situazione sotto controllo. Non si discute la storia delle terapie intensive, questo lo voglio sottolineare, perché c'è stato un venticello in settimana di qualcuno ogni tanto, qualche dichiarazione, ma non da parte di ambienti ufficiali, ma qualcuno che si divertiva a dire ma i veneti no, noi ce le abbiamo le terapie intensive, abbiamo quelle previste per legge e quelle che abbiamo fatto in più perché abbiamo noi veneti siamo così, no? Perché avanzi, come si dice, perché basti bisogna che avanzi, si dice in Veneto, no? Ecco, perché basti bisogna che avanzi, quindi abbiamo 123 terapie intensive in più. Detto questo, attendiamo il verdetto. Ci rendiamo conto che medie e grandi strutture di vendita sono in difficoltà. Ricordo anche che se fossimo in zona arancione, perché qua bisogna anche guardare in faccia la realtà, è da 3 settimane che siamo in zona gialla, se avessimo avuto 3 settimane di zona arancione avremmo avuto tutti i confini comunali bloccati, cioè la spesa e gli acquisti ognuno se li fa nel suo comune, tranne che per i beni di prima necessità, se tu non hai gli alimentari perché sei in un paese sperduto di montagna, devi andare nel comune vicino, ma devi andare al primo comune dove trovi la farmacia o l'alimentari. Vedremo, cercheremo di capire. Guardate, anche il tema, e poi chiudo, della metratura stabilita, a parte il fatto che fino ai 40 metri quadrati è stabilita da aprile da un DPCM. Anche qui qualcuno dice, ma Zai ha messo, no, non ho messo niente, c'è previsto dalla legge. Un cliente fino a 40 metri quadri. Esclusi ovviamente nella conta i dipendenti. Per il resto, tutti gli altri esercizi commerciali, sopra i 40 metri, un cliente ogni 20 metri quadrati. Quindi medie e grandi strutture di vendita comprese, esclusi i dipendenti e considerando come area di vendita anche quella occupata dagli scaffali, dagli espositori, per cui insomma un cliente ogni 20 metri quadri vuol dire che se togliamo 30% di area occupata dagli scaffali viene fuori un cliente ogni 15 metri quadri. Vabbè, non importa. Questo è il minimo che possiamo fare per cercare di tenere il treno sulle rotaie che non deragli, perché il deragliamento vuol dire andare in zona arancione e in zona rossa. Tutto qua. La pressione ospedaliera c'è, è elevata. L'invito che faccio ai cittadini di consultare il proprio medico di base, di evitare di andare nei pronto soccorso ove non necessario, dove non ci sia l'effettiva urgenza, e ringrazio i medici di base perché stanno facendo un bel lavoro. Vi porterò domani il tema dei tamponi, sembrava una follia, no? Invece il tema dei tamponi sta dimostrando che stanno facendo tamponi e soprattutto c'è un'alta adesione. Quindi mi sa che anche quelli che criticavano si sono messi a fare tamponi a questo punto. E guardate, questo è un grande lavoro di squadra che facciamo con la medicina di base ed è la dimostrazione che il medico di base ritorna ad essere una figura centralissima nell'erogazione della salute e della sanità in Veneto. E io penso che anche sotto questo punto di vista la medicina territoriale sia esempio nazionale qui da noi per quello che stiamo facendo. Domani vi porto dei dati che sono interessanti. Se non avete altro io vi lascio con gli assessori. C'è un'ultima Io domanda avrei una... della Prego. Zambon e un'ultima di Tosato. Solo due Sì. precisazioni. Di fatto l'aveva già anticipato ieri, quando dice che state ancora lavorando all'ordinanza, ci stiamo avvicinando a una valutazione per la riapertura delle medie e grandi strutture? Se funziona... Stiamo valutando, però capite che dobbiamo valutare, diciamo, qui, come si dice, il timing è fondamentale, perché se sbagliamo il timing facciamo disastri.
E poi l'altro aspetto fondamentale è il comportamento delle persone, perché qualora allentassimo un po', se poi l'esito fosse mischi al centro, voi capite che sarebbe difficile poi giustificare altri allentamenti. Cioè noi abbiamo necessità di non andare prima in zona arancione, anzi prima di non avere gli ospedali pieni e dopo andare in zona arancione. Ok. L'altra cosa Anche invece siamo diventati una mosca bianca, anzi una mosca gialla. a Pua, Ah, come la zebra Pua. Plus. Allora, l'altra cosa, ieri il ministro Boccia al question time della Camera, alla Camera ha detto che i tecnici si stavano occupando, incluso un numero aggiunto di altri 10 tecnici delle regioni, per valutare l'ipotesi di passare dai 21 parametri Sì, ai 5. è vero. Le risulta che si stiano facendo passi avanti Sì, sì. in questo senso? C'è un incontro anche oggi. Stanno lavorando, io immagino che comunque una soluzione verrà fuori. Magari agganciata sempre ai 21, ma però con diciamo dei parametri tra i 21 di riferimento. Nel senso che io ho il pranzo, ho tutto il menù, però c'è il primo e il secondo che sono dati certi, no? Il resto poi se uno, come si dice, beccoea fuori dalle portate principali è sempre pranzo, ma è un'altra roba. Quindi immagino che si stia lavorando a questo obiettivo. Grazie. Filippo Tosato. Sì, Presidente, questo vale anche per l'assessore Lanzarini. Lascio naturalmente, l'assessore. che però è una domanda, come dire, che mi sembra doveroso fare. C'è uno sforzo veramente intenso sul piano delle terapie intensive, quello che ha salvato tante vite, che ha permesso al Veneto di restare effettivamente un isolotto giallo, insomma, in tutto il centro-nord Italia. E così abbiamo detto per le cure semi-intensive, che hanno evitato che le rianimazioni fossero travolte. Questo sforzo però, questo sforzo di concentrazione nelle cure Covid, temo abbia avuto un costo in termini di cure. Lo dico perché diversi osservatori, tra i più qualificati, osservatori sulla salute, sulla sanità, cominciano già a fare delle stime dei termini di prezzo di salute e vite umane, che il rallentamento, la sospensione e lo slittamento degli screening, della diagnostica, delle visite specialistiche ha comportato. Non è ovviamente una colpa, si è agito in stato di necessità. Non abbiamo alternative. Però, insomma, forse... Ma guardate che il Covid non è un passaggio, diciamo, che non lascia segni. Li lascia nella sanità e nella comunità. Anche la sempre banalissima visita ambulatoriale, che magari la si fa semplicemente perché ci si vuole fare un check-up annuale, e accade che magari proprio in quella visita magari c'è l'evidenza di una patologia che poi si trasforma in una cura fatta bene e che quindi ti dà un'aspettativa di vita. Questo salta sto sistema. Ma però che sia chiaro ai cittadini che qui non può partire una guerra tra poveri, perché anche questo è un venticello che si sente. Sembra quasi che adesso chi prende il Covid e occupa un letto Covid sia quasi colui che porta via il letto a qualcun altro. Noi abbiamo un obbligo, prima di tutto morale e dopo di legge, ma prima di tutto è morale, e quindi io non verrò mai meno a questo obbligo perché sennò me ne vado da qui, che i cittadini vengono curati con una priorità, che non è il censo, l'estrazione sociale, è rappresentata dalla gravità della patologia. E Covid, i ricoverati del Covid, se non hanno la cura ospedaliera, o muoiono o pregiudicano fortemente le loro condizioni. E anche irreparabilmente, perché se poi ne esce un'insufficienza respiratoria cronica a vita, voi capite che diventa un costo sociale e anche un costo umano, no? C'è una persona. Per cui noi questo siamo chiamati a fare. Guardate, purtroppo tutti i sistemi sanitari sono stati dimensionati per determinate
patologie, per determinati, diciamo, su determinati coefficienti. Pensare oggi che esista un sistema sanitario al mondo dimensionato per il Covid non esiste. Finiamola anche con questa storia, le narrazioni che ci sono paesi nei quali addirittura non se ne accorgono neanche. Cioè, l'esempio della Germania. Sembra che la Germania non abbia nessun problema. È vero al punto tale che fai lockdown, ma se non hai nessun problema, cioè, se la narrazione è se avessi gli ospedali a sufficienza non serve chiudere nulla, per la proprietà transitiva, spiegami perché la Germania ha ospedali a sufficienza e fa i lockdown. Ma li fa nel momento in cui noi non li stiamo facendo. Vi ricordo che la Germania fa le chiusure, ma le sta facendo da 1 mese e mezzo, 2 mesi. Per cui non ci sarà mai una sanità programmata per una devastazione del genere, anche perché è come sostenere, vi diamo una dimensione così la facciamo capire i veneti. La sanità di oggi sono 68 ospedali, 17.000 posti letto, 80 milioni di prestazioni. Se noi dovessimo programmare una sanità con la salvaguardia di dire non tocchiamo nulla di ordinario e se arriva lo straordinario ce lo curiamo, vuol dire aprire almeno altri 10 ospedali, 6.000 posti letto, 10 ospedali, e avere almeno altri 10.000 dipendenti che non ci sono e che lasceremo lì su 10 ospedali vuoti con 10.000 dipendenti ad attendere che arrivi un'eventuale pandemia. Cioè, capite che nessuno può programmare la sanità in questa maniera. Vi faccio sempre il solito esempio, perché è l'esempio che attacca la bocca a quelli che sono abituati a aprirla senza collegarla al cervello. L'azienda ospedaliera di Padova, prima del Covid, utilizzava 950 camici al mese. E qua tutti a dire i magazzini dovete programmare, è impossibile, le mascherine. L'azienda ospedaliera di Padova con il Covid utilizza 4.500 camici al giorno, da 950 al mese a 4.500 al giorno. Cioè, il Covid ha cambiato il mondo e noi non possiamo programmare una sanità per il Covid perché è impossibile. È impossibile. E con questo Grazie. possiamo passare la parola all'assessore Lanzarin. Ciao, grazie. E se ci sono domande anche per l'assessore Bottacin, fatemi sapere. Allora, eravamo rimasti a vaccini. Sì, allora noi vi dovevamo fornire i dati che abbiamo comunicato al commissario Arcuri rispetto appunto alla prima, diciamo, fase dei vaccini anti-Covid, no? Allora, in questa prima fase il commissario Arcuri ci ha chiesto i numeri relativi al personale sanitario, quindi vuol dire che le categorie che hanno individuato in questa prima fase sono personale sanitario tutto, quindi sia all'interno degli ospedali sia all'esterno, quindi medici di medicina generale, pediatri libera scelta, insomma tutto quello che ruota attorno quindi al sistema sanitario. Il sistema delle case di riposo, quindi delle strutture per anziani, operatori e ospiti in questo caso, quindi operatori e ospiti, e noi abbiamo aggiunto anche, quindi abbiamo inviato anche i numeri che sono relativi al resto del sociosanitario, ossia abbiamo inserito, quindi sempre diviso tra operatori, personale e ospiti, le strutture sociosanitarie che noi abbiamo relative ai minori, ai disabili, alla salute mentale e alle tossicodipendenze. Quindi noi abbiamo aggiunto queste categorie in più, insomma comunque sempre personale sanitario e gli utenti finali. È stato poi anche richiesto e abbiamo formulato quelli che sono i dispositivi di conservazione che sono in capo ad ogni singola azienda e quindi c'è anche lo specifico dei dispositivi che sono in capo a ogni singola azienda, in cui vedrete che tutte le aziende, gli ospedali hub hanno i sistemi a dispositivi a -80, quindi riescono per la conservazione. Quindi su questo vedete, poi vediamo questa scheda. Comunque il totale dei numeri che noi abbiamo dato appunto in questa prima fase sono di 171.003. Cosa vuol dire? Vuol dire che in base al fatto che voi sapete ci sono 2 dosi del vaccino, dobbiamo raddoppiarlo che diventa 340. Poi la fate. Io l'avevo fatta con il telefono, non a mente come presidente. Sono 342.006.
perché sapete che ci sono 2 dosi da fare per questa categoria di persone, che è il primo target che ci hanno chiesto. Comunque vi diamo poi la specifica con diviso anche per USL, numero La e sto per inviando tutto il resto. adesso così i colleghi Sì. possono seguire. Faccio una precisazione rispetto a prima, perché ho fatto fare una verifica perché avevo un dubbio. La convenzione che noi abbiamo fatto, quindi la bozza di convenzione che parlava il Presidente per andare in soccorso alle strutture per anziani, è solo per il personale infermieristico, perché avevo questo dubbio, infatti me l'hanno confermato. In base al contratto non è possibile, non ho capito bene, per il resto del personale, quindi gli OS. Quindi cioè questa convenzione che le USL possono fare, quindi previa manifestazione di interesse, che alcune USL hanno già fatto, 3-4 USL hanno già fatto, e hanno già qualche persona insomma che volontariamente ha detto che è disponibile ad andare, quindi a fare delle ore a 35 euro all'ora, è solo per il personale infermieristico. Bene, tema vaccini, chi ha domande? Ma no, Tosato. sui tempi dei vaccini? No, noi stiamo lavorando, nel senso, sapete che la dottoressa Russo fa parte del gruppo di lavoro, stanno lavorando, però stanno scrivendo il piano, insomma, sono in questa fase di scrittura del piano. Per queste prime dosi si parla di verso da metà gennaio a fine gennaio, però oltre a questo non ho informazioni aggiuntive. Giacomuzzo. Volevo chiedere una precisazione. Allora, per i vaccini, lei diceva anche negli ospedali AV ci sono i frigoriferi Sì, per sì, ma meno poi 80. vedrete insomma che ci sono Quindi già. bastano, non bisogna acquistare o fare... No, noi contestualmente a questo, con Azienda Zero, stiamo facendo anche la ricognizione per acquistare e quindi ordinare tutto quello che serve, comprese, come diceva il Presidente, anche le siringhe. Insomma, stiamo comunque, Azienda Zero sta guardando e quindi provando a vedere insomma anche cosa c'è sul mercato. E una curiosità poi su la questione degli infermieri e di questa gara. Gli infermieri danno la Manifestazione di interesse. Ogni USL fa una manifestazione di interesse. Gli infermieri di questa USL possono partecipare, dicono io sono disponibile, ci sarà una lista, la mettono a disposizione delle case di riposo. Ok, quindi la chiamata. Sempre per quanto riguarda il problema nelle RSA, una delle proposte che avevate fatto come regioni era quella di poter consentire agli infermieri in pensione di poter ritornare operativi. Con questa proposta come è andata a finire? È ferma ai pari? È una delle proposte che sono state fatte a livello nazionale. Il ministro si era reso disponibile, io sapevo che stavano scrivendo un DDL specifico con queste proposte, però non ne ho più sentito parlare, quindi non lo so. Zambon. Sì, Assessore, solo una precisazione. Nello schema che ci avete girato, quindi tutti gli ospedali faranno le vaccinazioni, si faranno in tutte le strutture ospedaliere? Il piano, sì, allora il piano dobbiamo ancora, lo stanno scrivendo, cioè ci sarà un piano nazionale a cui stiamo chiaramente collaborando e voi lo sapete, e poi noi lo declineremo sul piano regionale. Chiaramente sapete che ci sono dei tempi anche per il trasporto del vaccino e quindi la conservazione, poi quindi sicuramente lo faremo in prossimità, quindi per essere vicini dappertutto, non c'è dubbio su questo, insomma, senza grandi spostamenti. Quindi si useranno tutte le strutture ospedaliere. Grazie. Altre domande? Io Tosato. avrei un piccolo quesito per l'assessore Bottacin. Allora lasciamo il posto all'assessore Bottacin. Grazie assessore Lanzarin. Prego. Sì, assessore, io di solito le pongo dei quesiti che riguardano l'algoritmo, no? Nello specifico. Anche questa volta mi riferisco all'algoritmo, però non le chiedo tanto dei dettagli, quanto mi ha colpito l'accenno del Presidente Zaia a questo spauracchio, questo timore di un innalzamento dei ricoveri. Ha detto se arriviamo a 6.000 ricoveri allora qua la questione diventa molto pesante. È soltanto un timore da esorcizzare oppure l'analisi della curva che voi fate attraverso il modello matematico lascia intendere che è una sia pur remota possibilità? Ecco, la domanda è questa.
Ma come è stato detto ancora questa primavera, si sono schierato tutto l'esercito, no, per far fronte alla situazione peggiore che possa accadere. Questo avviene sempre quando si programma un'emergenza, ci si mette nella condizione peggiore possibile e immaginabile. Quindi l'ipotesi dei 6.000 posti letto predisposti, i 5 che poi sono diventati 6 ex ospedali, eccetera, eccetera, è tutto collegato, i 1.000 posti letto in terapia intensiva è collegato allo scenario peggiore che tutti ovviamente vogliono evitare e che può essere evitato con tutta una serie di attività. Una in modo particolare è quella del comportamento di noi tutti, che sia imposto o che sia, come dire, autogestito con un po' di sensibilità e di educazione civica, il distanziamento sociale, le mascherine, tutte queste accortezze porta a un rallentamento del contagio. Questo lo vediamo anche in considerazione del fatto che da quando è stata istituita la zona gialla e sono state fatte le ordinanze qui in Veneto, quindi più o meno da metà 20 ottobre, abbiamo avuto una diminuzione dell'RT, che è l'indice di contagio. Questo significa che queste misure hanno effetto sulla velocità di espansione o sulla riduzione del contagio e di conseguenza, come facevo presente anche in passato, prima hai il picco dei contagi, poi hai il picco dei ricoveri e poi dopo segue purtroppo il picco anche dei decessi, perché sono sfasati questi dati. Ovviamente noi ci siamo posti nella condizione peggiore come sempre, ma noi speriamo che ci sia un'inversione di tendenza, come abbiamo sempre detto. Faccio presente che a livello nazionale l'apparente picco massimo dei ricoveri è stato raggiunto il 23 lunedì. Sto parlando a livello nazionale perché da lunedì abbiamo assistito a 3 giorni di riduzione del numero di posti letto occupati. 3 giorni non è ancora significativo, però secondo anche quanto ci siamo detti anche in passato potrebbe essere appunto il dato che ci aspettavamo. Ovvio che i parametri in gioco sono talmente tanti che non possiamo lasciare nulla al caso e quindi ci siamo posti nella condizione peggiore. L'ipotesi dei 1.000 posti letto in terapia intensiva, i 6.000 posti letto in ospedale in terapia non intensiva è quello che avevamo predisposto, che ovviamente noi tutti ci auguriamo che non siano necessari. Come ha detto il Presidente, sarebbe uno scenario di devastazione totale, no? Penso che nessuno voglia arrivare a quello e noi faremo di tutto per evitare di arrivare a quello, pur cercando di mantenere quella possibilità di vita sociale e di vita economica laddove possibile, insomma, no? Bisogna sempre trovare un equilibrio tra le situazioni. Certo è che la situazione di pressione negli ospedali è molto pesante. Federiva. Mi allaccio, buongiorno Assessore, quindi mi allaccio alla domanda del collega. Quindi se il 23 novembre è stato raggiunto a livello nazionale quello che sembrerebbe essere stato il picco, in Veneto invece ancora non siamo a quel punto, se capisco bene, visto che solo stamattina abbiamo un -1 in terapia intensiva, ma in questi giorni eravamo sempre con segno più. Sì, eravamo con segni più, noi avevamo previsto che fino alla fine del mese ci aspettavamo una crescita dei ricoveri. Stiamo andando verso la fine del mese, tenete presente che a livello nazionale abbiamo quasi tutte le regioni che sono arancioni o rosse, quindi con restrizioni ben maggiori rispetto a quelle che ci sono in Veneto. Come diceva il Presidente, una per tutte il fatto che non si può uscire dal proprio comune non è esattamente quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto ci sono meno restrizioni, ma un'altra è il fatto che i bar e i ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 già nelle zone arancioni, quindi basta andare in Friuli e troviamo questa situazione. È chiaro che con restrizioni maggiori si vedono effetti maggiori, questo insomma ormai è noto, è evidente, succede così da noi, succede così anche negli altri paesi. A posto? Altre domande? Grazie, a domani.